Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Il giorno del Papa a Lampedusa, Leone XIV è atterrato sull'isola simbolo delle migrazioni, una visita nel segno della memoria, dell'accoglienza e della speranza, la diretta su Telecolor con collegamenti in questo TG e subito dopo con uno speciale col direttore Michele Cucuzza. Forse il racket dietro gli spari esplosi contro una macelleria a Catania, 6 i bossoli ritrovati dalla polizia, lunedì riunione in città della Commissione regionale antimafia. Tenta di uccidere la compagna strangolandola, la donna è ricoverata in gravi condizioni, arrestato un trentenne il cui padre è in carcere per tentato femminicidio. Politica, tensioni nel campo largo in vista delle elezioni regionali. L'ultimatum di Lavardera sulla sua candidatura a governatore irrita gli alleati. I delfini nel Golfo di Catania con l'associazione Mare Camp in mare per avvistarli e censirli. Calcio, il Catania ufficializza Emilio Longo sulla panchina rossa-azzurra, ha firmato il contratto di 2 anni con opzione per il terzo. In un comunicato ufficiale gli auguri di Ross Pelligra al neoallenatore. E come avete sentito dai titoli, Papa Leone è arrivato a Lampedusa, una visita pastorale 13 anni dopo Papa Francesco. Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola e del dramma delle migrazioni. Ha iniziato con l'omaggio ai migranti defunti al cimitero locale per un omaggio floreale sulle tombe. Ma ci colleghiamo con Adelaide Barbagallo. Eccomi, sì, siamo al campo sportivo dove attendiamo Papa Leone, celebrerà la messa alle 10:30. Il Santo Padre è atterrato a Lampedusa 6 minuti prima rispetto all'orario previsto, alle 8:54. Subito si è recato al cimitero di Lampedusa, lo hanno accolto l'imam, ma l'arcivescovo di Agrigento. Al cimitero di Lampedusa ci sono tanti migranti e c'è la tomba anche del piccolo Yusuf, originario della Nuova Guinea, morto, pensate, ad appena 6 mesi, e sulla sua lapide si legge una scritta in inglese: perché così piccolo, mamma e papà ti ameranno sempre. Poi Papa Leone proprio adesso è arrivato alla Porta d'Europa. C'è stato qui al campo sportivo un boato quando al Papa è volata la papalina. C'è un grande evento qui sull'isola e lo vediamo in questo istante, vedete, senza il copricapo. Lui ha cercato di recuperarlo e adesso simpaticamente si sta avvicinando a tutta l'altra delegazione. Poi si recherà al Molo Favaloro. Ecco, ha già incontrato una famiglia di migranti, una delegazione. In questo momento all'hotspot di Lampedusa ci sono 136 migranti. È una piccola delegazione di loro, lo incontrerà. Ecco, vediamo il Papa che adesso ecco, avete visto, ha recuperato il suo copricapo e adesso si sta avvicinando. Adesso andrà al Molo Favaloro, vedete la Porta d'Europa. Questo è il monumento simbolo di Lampedusa, realizzato da Igor Scalisi, e questo lembo di terra è quello che per primi vedono i migranti quando arrivano a Lampedusa. Quindi monumento simbolo, e poi dicevamo arriverà al Molo Favaloro dove intitolerà il molo a Papa Francesco. Al cimitero era accompagnato dall'arcivescovo di Agrigento. Direi che può partire il contributo. Non è facile che in un'isola al centro del Mediterraneo in poco più di 10 anni facciano visita 2 papi, e quindi per la comunità è un momento significativo e una conferma anche del servizio che negli anni è stato vissuto come accoglienza per questi uomini e queste donne in cerca di vita nuova. Una responsabilità perché invita alla perseveranza. E allora la presenza del Papa
oggi Leone, ieri Francesco, richiama fortemente l'attenzione a questo e quindi alla responsabilità di tutti, dei cristiani che vogliono essere coerenti con il Vangelo, ma anche di tutti gli uomini e le donne di buona volontà che vogliono essere coerenti con l'appartenere alla famiglia umana. Ecco, Angelo Pandolfo ha inquadrato sino ad ora, ma adesso si è seduto perché qui a Lampedusa c'è anche Claudio Baglioni, è proprio seduto fra le prime file. Pian piano il campo sportivo si sta affollando e ad accogliere, ad seguire questa celebrazione eucaristica di Leone XIV c'è anche Claudio Baglioni, che sappiamo ha un legame speciale con quest'isola. Tantissime le autorità ad accogliere e a porgere i saluti dell'intera Sicilia, anche il governatore Renato Schifani, che vi facciamo sentire in questa breve intervista. Grazie a voi, a più tardi. Abbiamo dimostrato sin dalle prime battute del nostro governo di essere leali nei principi dell'accoglienza e della solidarietà. Tanta gente è morta nella speranza di trovare una vita migliore, e chi muore nella speranza di trovare una vita migliore merita rispetto, merita fratellanza. E credo che il segnale del Santo Padre è un segnale forte che sicuramente i siciliani recepiranno in tutta la sua profondità. Ripeto, siamo onorati di questa giornata, la vivremo intensamente e sono certo che lascerà un segno. Tra i migranti che ha incontrato, Papa Leone ha incontrato una famiglia che arriva dalla Costa d'Avorio. La mamma, Rita, è arrivata qui sull'isola 5 anni fa, era incinta, ma appena ha messo piede sull'isola ha partorito una bambina che ha voluto chiamare Maria. L'anno dopo l'ha raggiunta il marito, adesso questa famigliuola, sono 2 bambini, adesso si sono stabiliti in Sicilia, in provincia di Siracusa. Il Papa li ha incontrati perché 5 anni dopo sono arrivati nuovamente qui per salutare il Santo Padre. Noi li abbiamo incontrati e può partire il contributo. Rita è tornata a Lampedusa 5 anni fa, la nascita di Maria, la prima bambina che è nata a Lampedusa dopo 51 anni che non nascevano bambini. Era appena sbarcata Rita qui sull'isola ed era incinta, ma subito è nata Maria. Perché questo nome? Maria era l'infermiera che l'ha aiutata a partorire quando lei è sbarcata, e per questo meritava il nome, questa bambina. Da qui una nuova vita per mamma, figlia, marito e altro bambino. Cosa vuol dire per voi vivere in Sicilia, dopo un lungo viaggio, riuscire ad essere qui di nuovo e incontrare il Papa? È un grande piacere per lei incontrare il Papa, che è sempre sognato di vederlo perché loro sono anche cattolici, e quindi sarà un bel evento. Con Adelaide torneremo a collegarci fra poco, prima della fine del nostro TG, e seguiremo poi ancora in diretta la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Intanto cambiamo argomento, proseguiamo con altri argomenti del nostro telegiornale. A Catania la cronaca, Far West, malviventi sparano contro la saracinesca di una macelleria a Cibali. 6 bossoli rinvenuti dalla polizia, non si esclude l'ipotesi del racket. Lunedì si riunisce la Commissione regionale antimafia. Tonino De Mana. Potrebbe esserci l'ombra del racket dietro la sparatoria ai danni di una macelleria equina in via Stazzone nel quartiere catanese di Cibali. Almeno 6 le pistolettate esplose in piena notte contro la saracinesca dell'attività commerciale gestita a conduzione familiare. A sparare, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un malvivente con il volto travisato che si trovava a bordo di uno scooter in compagnia di un'altra persona. Sul posto, allertati da una telefonata al 112, sono arrivati gli agenti delle volanti per il primo intervento e la scientifica che, dopo un sopralluogo,
fuoco ha trovato 6 bossoli di pistole in strada in corrispondenza della Saracinesca. Sulla vicenda indaga una squadra mobile coordinata dalla Procura di Catania che si muove in tutte le direzioni, non tralasciando alcuna ipotesi investigativa e valutando anche se ci siano collegamenti con altre sparatorie avvenute nell'ultimo periodo in città. Una spirale di violenza che contestualmente è un incubo in cui sembra piombato il capoluogo etneo. Non a caso lunedì a Catania è previsto un vertice della Commissione regionale antimafia. E sempre a Catania c'è stato un tentato femminicidio dalla retroscena particolare. È stato arrestato un 30enne per il tentato omicidio della compagna. Il padre dell'uomo è già in carcere per avere cercato di uccidere l'ex moglie con diverse coltellate a Picanello. Ancora De Mana. Ha tentato di ammazzare la compagna ferendola gravemente. La particolarità è che il 3 aprile scorso il padre dell'uomo aveva fatto la stessa cosa, ovvero aveva accoltellato questa volta l'ex moglie ferita in strada a Picanello con una serie di fendenti e poi sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne ha invece tentato di uccidere la compagna picchiandola e tentando di strangolarla. L'aggressione è avvenuta mentre la donna era in videochiamata con un'amica che ha assistito alle prime fasi delle violenze, allertando le forze dell'ordine. Per entrare nell'abitazione della coppia, la polizia ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco perché nessuno apriva la porta. Una volta dentro, gli agenti delle volanti hanno trovato l'uomo a letto che faceva finta di dormire e la donna con il volto tumefatto ed evidenti segni di violenza. La vittima dell'aggressione ha riportato la frattura del naso e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Dal racconto delle amiche è emerso che l'uomo aveva una gelosia morbosa nei confronti della compagna con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale da meno di un anno, ma nel febbraio scorso la polizia era già intervenuta a casa della coppia per un episodio di violenza domestica. Nel 2023 il 30enne era stato destinatario del provvedimento dell'ammonimento del questore per violenza ai danni di un'altra donna, l'ex moglie. E una donna di 74 anni di origine ucraina è morta a Mondello a Palermo mentre stava facendo il bagno a mare dopo aver accusato un malore. A lanciare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che i bagnini l'hanno subito raggiunta e l'hanno portata in spiaggia per eseguire le manovre rianimatorie anche con l'utilizzo del defibrillatore, ma senza successo. E sempre a Palermo l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli girerà con la scorta. A stabilirlo è stato il prefetto Mariani dopo le minacce e le aggressioni subite negli ultimi mesi dal componente della Giunta La Galla. Ferrandelli da tempo ha intrapreso una politica di contrasto agli abusivi che occupano le case popolari. Dopo la prima misura dello scorso novembre adesso avrà una tutela continua, solidarietà trasversale dal mondo politico. E parliamo di politica perché il Campolargo deve fare i conti con l'estate. L'ultimatum di Lavardera per scegliere il candidato presidente e l'autopromozione scade a settembre, ma gli alleati non l'hanno presa bene. Manlio Viola. No agli ultimatum. Nessuno ha detto che il candidato non dovrà essere lui, Ismaele Della Verdera, ma deve rispettare anche gli altri partiti della coalizione. È la reazione delle forze del Campolargo all'ultimatum lanciato dal leader di Controcorrente, che di farsi da parte non ha alcuna intenzione. Il candidato migliore alla presidenza della regione ritiene di essere lui e chiede ai partiti di sposare questa candidatura. Se non lo faranno entro settembre andrà da solo. Un atteggiamento che fa saltare sulla sedia tutti gli altri. C'è il PD che non ha ancora sciolto il nodo primarie, sì oppure primarie no. Ci sono poi i 5 Stelle che hanno già messo in campo la candidatura di Nuccio Di Paola, vicepresidente all'Ars e coordinatore del movimento nell'isola. I pentastellati rimproverano poi a Lavardera di aver pescato nelle loro fila per dar vita al gruppo parlamentare di Controcorrente all'Ars. Così non si crea valore aggiunto, dicono, e si rimescolano solo le carte dentro la medesima area elettorale. Ma l'ultimatum di Lavardera indispone anche i partiti minori, con più Europa che sottolinea come l'atteggiamento rende più difficile il confronto, mentre AVS pensa che l'estate servirà a trovare la quadra. Su tutti torna il pentastellato Nuccio Di Paola, che ricorda come ancora non ci sia fissata neanche la data delle elezioni. Se si andasse a scadenza naturale, manca ancora 1 anno e mezzo, sottolinea. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per vedere le immagini della Ferrari a Palermo e dei delfini nel molo di Catania.
Il Tour della SF24 fa tappa a Palermo, la Ferrari del campionato del mondo di Formula 1 in mostra al Politeama fino a domani. Tanti i fan e gli appassionati che stanno facendo la fila per vedere da vicino la rossa di Leclerc, quella col numero 16. Marco Gullà. Una rossa davanti il Politeama Palermo. Dopo il successo delle tappe di Torino, Verona, Bologna e Napoli, prosegue nel capoluogo siciliano il Tour della SF24, la monoposto della Ferrari che ha preso parte al campionato del mondo di Formula 1 nel 2024. Fino a domenica cittadini e appassionati avranno l'opportunità di vedere da vicino la rossa per ammirarne la sua bellezza e scattare una fotoricordo. Ci sono tantissime persone, quindi siamo veramente molto contenti. Questa è l'ultima tappa del Tour estivo che poi porterà l'auto a Monza per il GP. Arriviamo, abbiamo fatto Bologna, abbiamo fatto Napoli, adesso siamo qui e l'accoglienza che abbiamo ricevuto da Palermo è stata veramente pazzesca. E se in questi ultimi anni la Ferrari non ha fatto gioire molto i suoi tifosi, vedere la rossa da vicino è sempre una grande emozione, una passione che non ha età. Io faccio anche le nottate, le mattinate. Gioia e dolori sono, la Ferrari per me è gioia e dolori, ma mai nessuno mi separerà da questo amore. Sì, tantissimo, anche perché mio marito è patito di Leclerc, della Ferrari. C'è il suo segno, il rosso Ferrari è un mito, è un'icona, emozioni, basta così. Il Golfo di Catania è pieno di delfini che lo hanno scelto come habitat naturale. L'associazione Mare Camp da tempo si occupa di censirli. Insieme a loro la nostra Lorena Dolce è andata in mare per cercare di avvistarli. Vediamo com'è andata. Saliamo sulla Tommy, una barca a vela sequestrata agli scafisti, adesso di proprietà di Mare Camp, un'associazione di volontariato certificata nel monitoraggio dei cetacei. Si mollano gli ormeggi e lasciamo il porto di Catania alla ricerca di delfini. Quasi ogni giorno li vediamo, però il golfo è grande. Questo golfo rappresenta l'habitat giusto per tursiopi e stenelle, le due specie di delfini che qui si stanno moltiplicando, creando anche problemi ai pescatori. Dei tursiopi fotografiamo la pinna che è come una firma, ogni pinna è diversa. Spesso riusciamo a fotografarli con la testa di fuori che ci guardano. Qui sono interessati a noi e quindi sono venuti loro sotto il gommone, continuano a seguire il gommone. Le berte e i gabbiani volano a pelo d'acqua, il mare ribolle per la presenza di tonnacchioli affamati, ma dei nostri amici delfini nessuna traccia. Loro sono mammiferi, quindi sono anche un indicatore dell'ecosistema, se va bene, se non va bene, quindi perché seguono il cibo tendenzialmente. Questa è l'app che utilizziamo per segnalare tutti i punti d'avvistamento che poi vengono riportati sul database e ci permettono di analizzare poi a fine stagione tutti i dati. Per localizzare eventuali presenze caliamo l'idroforo, un microfono subacqueo. Praticamente riusciamo a ascoltare i suoni del mare. Noi lo utilizziamo per registrare appunto i suoni dei cetacei. Quando ormai abbiamo perso le speranze, ecco che i delfini dispettosi finalmente appaiono. Eccolo, lo vediamo. Che specie è? Un tursiope. Spesso loro utilizzano le onde come trampolini di lancio per immersioni veloci, quindi saltano fuori per potersi immergere velocemente, ma anche per semplicemente giocare, fare un po' di surf. Adesso c'è la pubblicità, poi parliamo di calcio e ci ricollegheremo con Lampedusa, dove è in corso la visita pastorale di Leone XIV. Rieccoci, parliamo di calcio. Dopo Varrà, il Catania ha ufficializzato l'accordo con l'allenatore Emilio Longo. L'ex Crotone ha firmato un contratto biennale con opzione del terzo anno. Sentiamo Sergio Colosi. Adesso è ufficiale, Emilio Longo è il nuovo allenatore del Catania. Giunto in città ha incontrato la dirigenza per definire gli ultimi dettagli di un contratto che lo lega al club rossazzurro per i prossimi 2 anni, con opzione del terzo a favore del Catania. Nel comunicato gli auguri di buon lavoro da parte del presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti. In sede, oltre che con il vicepresidente Grella, si è confrontato con il nuovo DS Varrà. Con quest'ultimo sono state gettate
delle basi per la prossima campagna acquisti, pianificando l'ormai imminente ritiro che si svolgerà in 2 fasi, la prima in sede al Massimino, la seconda a Norcia in Umbria, dove la squadra disputerà alcuni amichevoli prima di preparare l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Vicenza, in programma il 9 agosto. Il primo a lasciare Catania con destinazione Virtus Entella è stato l'attaccante forte. Motivati e con un forte senso di appartenenza è il profilo di calciatori che il club etneo cerca sul mercato. Tra questi il difensore centrale Jonathan Spedalieri, nato a Biancavilla, svincolato e la scorsa stagione a Renate. Da valutare nella prima fase del ritiro l'ala destra Alessio De Angelis. Il vice Dini potrebbe essere la giovane promessa Cristian De Falco. Dialogo aperto con l'Ascoli per Gori e Del Sole, con il Cosenza per Andrea Rizzo Pinna e con il Crotone per Vinicius, Musso, Zunno e Di Pasquale. E prima di chiudere ci colleghiamo nuovamente con Adelaide Barbagallo, con Lampedusa, dove è in corso in questo momento la visita pastorale di Leone XIV, che è atterrato poco fa a Lampedusa e ha anche attraversato da solo, tra l'altro una scelta ben precisa, da solo la porta d'Europa per questa giornata dove è stato accolto come vedete dalle immagini, da tantissime persone, tanti cappellini gialli, tante bandiere. C'è anche il governatore Schifani, c'è l'arcivescovo di Agrigento Damiano. Non so se abbiamo già in linea Adelaide che può intervenire. Sì, sono qua. Adelaide. Bandierine alla mano! Allora, vedete le bandierine che sventolano? Siamo al campo sportivo di Lampedusa, dove fra pochissimi minuti dovrebbe fare il suo ingresso Papa Leone. La Papa Mobile è già pronta ad accoglierlo. Papa Leone farà un giro tra questi corridoi per salutare i fedeli che sono qui. Il coro ha già iniziato ad intonare una canzone di accoglienza, Alleluia, Alleluia. È un grido di giubilo. Abbiamo visto il Papa recarsi alla Porta d'Europa e poi ancora al Molo Favaloro. Lo ha già intitolato a Papa Francesco. Da oggi il Molo Favaloro porterà per sempre il ricordo del suo predecessore, che ha voluto fare la sua prima visita apostolica, un segno importantissimo quello che ha voluto dare Papa Francesco proprio qui a Lampedusa. Memorabili le sue parole, l'altare che era una barca. Ed ecco il Papa, eccolo, ecco Papa Leone. Viva il Papa! Vi lascio gustare questi momenti. Ecco, c'è un bambino, lo sta benedicendo. Sono tante le famiglie che desiderano far benedire i bambini. E mi viene in mente la scena di quando invece Giovanni Paolo II, pochi secondi dopo aver benedetto una bambina, fu colpito da una pallottola che poteva ucciderlo, ma lui disse: una mano divina, quella della Madonna, ha deviato la pallottola. Imponentissime le misure di sicurezza, i lampedusani dicono molto più stringenti di quando è arrivato qui sull'isola Papa Francesco. Segno dei tempi che cambiano, segno dei tempi dell'odio che in certi ambienti c'è su Papa Leone, il Papa americano, sul quale tanti strali ha lanciato negli ultimi mesi Trump, e il Papa americano però ha risposto sempre con le parole del Vangelo. Ecco, vediamo che è un tripudio di bandierine, altra bambina benedetta. Testimoni di carità,
La celebrazione eucaristica è prevista per le 10:30, ma prima ci sarà il saluto delle autorità. C'è un grande affetto nei confronti di Leone XIV, lo vediamo da queste immagini. Tantissima la gente. Più terra d'emergenza. Nell'hotspot al momento ci sono appena 136 persone, ricordiamo i tempi in cui si sfioravano le 1000 presenze, le 800, l'hotspot super affollato. Questo non significa che nell'isola arrivano meno migranti, significa semplicemente che c'è stato un cambio di passo. Adesso a gestire l'hotspot è la Croce Rossa, che riesce ad accogliere ma anche a far ripartire in tempi brevi i migranti per altre destinazioni. Sappiamo spesso arrivano a Porto Empedocle e poi da lì vengono smistati in Italia e in altre parti d'Europa. Bene Adelaide, allora io direi adesso con queste immagini di Papa Leone XIV che sta entrando allo stadio di Lampedusa, ci fermiamo un istante, il tempo della sigla, perché poi dopo inizia lo speciale sulla visita pastorale di Leone XIV condotto dal nostro direttore Michele Cucuzza, e con te che sarai ancora lì in prima fila a raccontarci queste bellissime immagini da Lampedusa. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.